un confronto sulle idee è quello che propone invece il candidato al sindaco di Portogruaro Angelo Tabaro, che è collegato audio e video con noi dal Veneto. Agevoliamolo. Grazie, prendiamo la linea dalla Veneto, abbiamo invitato Angelo Tabaro, rappresentante del centrodestra, candidato sindaco di Portogruaro. Parliamo di filosofia del programma. Sì, direi che in questi giorni Bertoncello, io non ho mai parlato del programma di Bertoncello, però Bertoncello ha cominciato a dire, o anche a scrivere nei giornali, che noi non abbiamo argomenti, che il nostro è un programma vuoto. E allora a questo punto io mi permetto di fare osservazioni sul suo programma. Beh, il programma di Bertoncello è un programma fatto di pezzi di asfalto, di punti luce, di asfaltature, di sfalciature d'erba, di cubi di cemento, di aree industriali non decollate, di ponticelli inaugurati e poi chiusi, di teatri inaugurati e non chiusi, di politici di professione. In pratica di promesse che credo che qualcuno 5 anni fa le abbia sentite più o meno le stesse. È un programma di ragioniere, cioè un programma, quando lui parla fa sempre una grande serie di numeri. E il nostro non è un programma fatto così, è un programma invece di idee, è un programma di ideali, è un programma che parte dalla famiglia, perché la famiglia rappresenta il primo nucleo della comunità. Una comunità locale vera parte dallo sviluppo, dalla crescita della famiglia. E quando noi parliamo della famiglia parliamo dell'infanzia, parliamo della donna, parliamo degli anziani, parliamo dei giovani e delle loro possibilità, delle loro potenzialità di sviluppo. E tutto quindi quello che l'amministrazione pubblica può fare come amministrazione è quello di creare le condizioni perché la famiglia viva veramente bene. Allora, quindi la differenza tra il nostro programma e quello di Bertoncello sta negli ideali? Ma è un programma di idee, è un programma che guarda al futuro, non è un programma che vede le piccole cose. Anche da noi arriveranno le asfaltature, le luci, arriveranno tutte queste cose, ma non come servizio a singoli cittadini, magari amici e votanti, ma come scelte della comunità. Questo è l'importante, una politica al servizio dei cittadini, non al servizio di chi sta nel palazzo e che difende la propria poltrona. Grazie dunque ad Angelo Tabaro, proprio sullo zero è suonato il gong, ha terminato la frase, dovrebbero fare così tutti quanti. Grazie, a voi la linea. Grazie anche da parte mia, ma sai, è molto facile, a Udine o nel vicino Veneto e qui da noi come Trieste ci sono dei segnatempo che partono nel momento in cui Liberty lancia la domanda e va il tempo a decrescere, quindi uno dovrebbe aver pratica.